In SIEL avvia dal 28 novembre la sperimentazione dei chatbot sviluppati nell'ambito del progetto EditPy. 9 i comuni del Friuli Venezia Giulia, Cividale del Friuli, Palmanova, Pasian di Prato, Premariacco, San Floriano del Coglio, San Vito al Tagliamento, Saudi, Staranzano e Turiaco, che hanno aderito alla fase pilota del servizio. La sperimentazione introduce per la prima volta un assistente virtuale intelligente direttamente sui portali istituzionali dei comuni con l'obiettivo di supportare i cittadini nell'accesso ai servizi pubblici. È una sperimentazione molto importante, ne siamo convinti perché è un modo tangibile, effettivo e operativo di dare una mano ai comuni, soprattutto ai comuni medio-piccoli, ma in realtà a tutti i comuni che vogliono automatizzare determinate attività e che, come ben sappiamo, sono a corto di personale. Nel concreto i cittadini dei 9 comuni troveranno sul sito web comunale una piccola icona con cui iniziare a dialogare. Il chatbot potrà ad esempio fornire informazioni sugli orari degli sportelli e sui contatti degli uffici, guidare l'utente nella prenotazione di un appuntamento o nella richiesta di un certificato, aiutare a individuare la pagina corretta per pagare tributi, consultare bandi e avvisi, offrire spiegazioni semplici su procedure amministrative, modulistica o scadenze importanti. Noi vogliamo sperimentare, anche se siamo molto confidenti che la sperimentazione possa andare sicuramente bene. È un progetto importante perché alla fine, attraverso un canale digitale, il cittadino può chiedere tante informazioni al comune che sono le informazioni che normalmente i cittadini chiedono telefonando o recandosi direttamente in persona. Ha sottolineato che tra queste 9 città che faranno parte, questi 9 comuni, ci sono 2 importanti città UNESCO e turistiche come Cividale e Palmanova. Certamente, anche questo è stato uno dei criteri di scelta. Secondo me però adesso la sfida vera si fa dopo la sperimentazione per capire cosa succede dopo, perché ci tengo a sottolineare che questo progetto è stato fatto utilizzando dei fondi che arrivano dal MIMIT, cioè dal Ministero del Made in Italy, e che sono dei fondi che noi stiamo spendendo bene, lo dico anche con un particolare orgoglio. Abbiamo forse la possibilità anche con gli stessi fondi di lanciare progetti su altri comuni, in questo momento ne abbiamo una quindicina che si sono proposti, quindi alla fine 15 più 9 saremo 24, è chiaro che da 24 a 215 c'è un passo abbastanza importante, però noi abbiamo le idee, diciamo, pensiamo in grande ma cominciamo in piccolo, quindi pian pianino speriamo di accontentare più comuni possibili.